Eccoci qui, bentrovati e adesso è mio piacere mostrarvi la relazione che Sua Santità il Dalai Lama da Dharamsala in India ha voluto inviarmi per il convegno Identitas, Fede e Scienza, sul quale appunto stavo lavorando da parecchi mesi, e Sua Santità è venuto a conoscenza del programma, delle mie intenzioni, dei miei propositi, del messaggio che volevo mandare al mondo su questo confronto fra fede e scienza. Ha voluto inviarmi una lettera contenente una sua relazione, quindi non un saluto, ma una relazione vera e propria per il convegno Identitas Fede e Scienza. La cosa naturalmente mi ha veramente commosso. Dalai Lama credo che sia una figura di riferimento sicuramente per gran parte del mondo orientale, ma anche per il mondo in generale, una figura che ha sempre insegnato i valori della compassione, della reciproca comprensione, dell'innalzamento morale dei popoli, e quindi per me è stato un onore, una forte emozione e anche una responsabilità, perché una figura come il Dalai Lama che mi invia una lettera e attribuisce il compito di riportare le sue considerazioni ai partecipanti di questo convegno è una responsabilità e anche un onore di cui vado fiero e molto felice, ed è quindi mio piacere mostrarvi la relazione e leggervi la traduzione fatta da Lucia De Giorgio, che mi ha aiutato in questo lavoro di traduzione, e quindi vediamola ora insieme. Ecco, qui potete vedere integralmente la lettera che mi è arrivata da Sua Santità il Dalai Lama, dove mi invia i suoi ringraziamenti ai fratelli e alle sorelle venuti per la conferenza internazionale intitolata Identitas, Fede e Scienza. Vediamo anche un ingrandimento dove si può vedere il bellissimo stemma con la scritta Dalai Lama, le parti centrali del testo e l'ha firmato a mano dal Sua Santità il Dalai Lama. Adesso vi leggo la traduzione della lettera che ho fatto con l'aiuto di una traduttrice che si chiama Lucia De Giorgio, che ringrazio veramente di cuore, e il testo dice quanto segue. Invio i miei saluti ai nostri fratelli e sorelle riuniti per la conferenza internazionale intitolata Identitas, Fede e Scienza. Nonostante io sia un monaco buddista, ho grande ammirazione e rispetto per la scienza. Nell'attuale XXI secolo dobbiamo lavorare per integrare le scoperte scientifiche, l'esperienza comune e il comune significato all'interno delle nostre vite. Il mio interesse per la scienza è iniziato come curiosità di un giovane irrequieto cresciuto in Tibet. Da allora ho tentato di esplorare le più ampie implicazioni dei nuovi progressi dell'umana conoscenza e del potere tecnologico conseguiti mediante la scienza. Le mie interazioni con numerosi eminenti scienziati per oltre 3 decadi sono state di mutuo beneficio nell'espansione della nostra conoscenza e il nostro servizio all'umanità. Poiché il motivo principale alla base dell'indagine buddista della realtà è la ricerca del superamento della sofferenza ed il perfezionamento della condizione umana, lo scopo della tradizione investigativa buddista è comprendere la mente umana e le sue diverse funzioni. Acquisendo uno sguardo più approfondito all'interno della psiche umana, cerchiamo di scoprire dei modi per trasformare i nostri pensieri e le nostre emozioni, così da poter trovare un modo di essere più compassionevole, autentico e compiuto. A questo proposito, sostengo fortemente la recente affermazione di Sua Santità Papa Francesco, secondo cui dobbiamo tutti unirci in un vero spirito di comprensione reciproca e di equa collaborazione per il bene del mondo. Pertanto,
In questi tempi di grande incertezza e sconvolgimento in molti angoli del pianeta, dobbiamo lavorare assieme per promuovere lo spirito di unità degli esseri umani, di non violenza e compassione verso il bene comune del nostro pianeta e di tutti i suoi abitanti. Con le mie preghiere e migliori auspici, Sua Santità il Dalai Lama Tenzin Gyatso.